Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ancora maltempo, ancora ondate improvvise, bombe d'acqua, strade allagate in molte parti del Veneto dopo quanto è successo questa notte. Ieri sera, vediamo titolo del Corriere del Veneto, c'è una donna ferita da una tromba d'aria a Rovigo, quella di ieri. Castelfranco di nuovo allagata perché è esondato la venale, frane sull'altopiano, danni anche a Marostica. Rosà, andiamo subito in diretta nell'Alto Vicentino da Marostica, da Monica Smiderle. A te, Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Davvero non c'è pace per il territorio di Marostica, martoriato dal maltempo, le frane in collina, decine di frane in collina nell'ultimo mese, ma ieri sera a dare problemi è stata soprattutto la parte pianeggiante, perché la rete di scolo delle acque non ha retto alla quantità di pioggia che è caduta in pochissimo tempo. Con me c'è il sindaco di Marostica, siamo nel quartiere San Benedetto, adesso l'acqua si è ritirata, ma ieri sera il quartiere era completamente allagato. Problemi qui a quartiere San Benedetto, ma non solo, sindaco. Sì, buongiorno direttore. Allora la situazione continua a essere critica, di fatto l'emergenza meteo a Marostica si sta protraendo da più di un mese. A lunedì mattina eravamo a 53 frane sul territorio comunale, sulle quali stiamo intervenendo e stiamo facendo la programmazione degli interventi. In questo momento le stime dei danni del passato colpo di maltempo si aggira ed è superiore ai 5.400.000 euro solo su proprietà comunali. Per intendere, più dobbiamo andare a sommare i privati appena la regione ci darà l'ok per fare le richieste appunto di aiuto anche per loro. E in questo momento, ieri sera abbiamo avuto un'altra criticità. So che in ufficio stanno continuando ad arrivare segnalazioni anche di problemi sempre in collina, almeno di altre 4 frane, ma devo ancora andare a vedere. In questo momento siamo concentrati nella zona pianeggiante e appena sotto la pedemontana, per intenderci sotto l'arco pedemontano, dove i quartieri sono andati in sofferenza. Tutte le tubazioni costruite di fatto tra gli anni 50 e gli anni 80 non sono più in grado di reggere la massa d'acqua che viene giù oggi. Quanti millimetri ieri sera, sindaco? Noi ci siamo attestati nei 3 impluvi di Crosara tra i 60 e i 98 mm, quindi sono quantitativi importanti se vanno sommati a quelli già caduti. Guardando i livelli del consorzio, di fatto nel Marosticense sono scesi più di 1000 mm d'acqua da inizio anno, che in realtà se noi andiamo a verificare tutti i giorni di piovosità si concentrano in 2 mesi, non di più. Senta, la pressione era talmente tanta che si sono alzati i tombini e l'acqua ha iniziato a fuoriuscire dalle condotte. Sì, qui in quartiere San Benedetto abbiamo una criticità idraulica importante che è abbastanza storica per quanto riguarda il comune. Siamo riusciti a deviare una parte delle acque con dei lavori del consorzio di bonifica, dove abbiamo preso un contributo regionale, deviandole a est del quartiere. Manca purtroppo adesso dal lavoro dove dovremo andare a intercettare tutta l'acqua che scende direttamente dalla collina di San Benedetto, quindi dall'impluvio alle mie spalle, che poi scarica nel quartiere. Ci sono strade chiuse, siamo andati prima in sopralluogo. Abbiamo strade chiuse, abbiamo nella zona di Marsan via Scomazzoni, dove i 3 scarichi sotterranei si sono gonfiati, hanno fatto saltare tutte le tombinature e hanno creato una voragine probabilmente sotto il manto stradale, creando un effetto, mi passi il termine, un effetto vescica di fatto sull'asfalto, dove abbiamo un intero incrocio compromesso su provinciale di circa 35 metri. Ci sono dei residenti, allora ieri sera mai vista tanta acqua, mi diceva il signore. Parecchia. La prima volta che era alta così quest'anno. Prima volta. Avete messo le paratie e quindi vi siete salvati? Sì, altrimenti andava acqua dentro nei garaggi, sotto, giù per il sivolo. Siete riusciti quindi a creare queste barriere di protezione? Sì. Altrimenti ieri sera era proprio alta rispetto a un mese scorso, le altre 2 volte precedenti. Questa volta anche perché veniva giù dalla parte nord anche, oltre, dalla collina. Oltre anche da sotto. Quindi direttore, situazione insomma difficile, ancora critiche a Marostica. Adesso lasciamo il sindaco perché deve spostarsi, deve andare in sopralluogo anche in collina. Ovviamente è una giornata difficile per il sindaco, io lo ringrazio e se non ci sono domande restituisco la linea. Grazie molte a
a Monica Smiderle e a Andrea Benetti, il nostro operatore. Intanto tra poco ci collegheremo con Christian Arboit da Castelfranco, dove nuovamente è esondato la venale. Vediamo alcune immagini. Guardate, queste sono le vie del centro, siamo vicini a Piazza Giorgione, negozi e abitazioni al piano terra allagati. Di nuovo una situazione molto critica a Castelfranco. Ne abbiamo parlato spesso con il presidente della provincia e sindaco Stefano Marcon. Sembrava che si potessero evitare altri disagi, altre situazioni analoghe a quelle dell'ultima ondata di maltempo qualche settimana fa, ma di nuovo vedete strade trasformate in fiumi. Ne parleremo più avanti con Christian Arboit, collegato da Castelfranco in diretta. Allora direi con Renato Cappoia e Mattia Pizzaia in regia. Vediamo cosa è successo a Rovigo. Andiamo a Rovigo perché c'è stata una tromba d'aria devastante, soprattutto danni nel parcheggio di un supermercato all'Iper, e c'è anche una donna ferita, abbiamo visto dalle testate online. Vediamo immagini impressionanti della tromba d'aria e servizio della nostra redazione. Ha pianto, ma era qui lei, era qui? No, io non ero qui, però le vicinanze sono arrivato subito dopo. Per fortuna non ci sono stati feriti, danni a persone, quindi... però insomma, adesso distrutto i negozi. Oltre 100 le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per una tromba d'aria e una bomba d'acqua che hanno colpito il centro di Rovigo e la provincia. Una donna è rimasta leggermente ferita mentre si trovava all'interno del centro commerciale di Viale Porta Adige, uno dei luoghi più colpiti, oltre ad un negozio di tessuti nella stessa zona. Un capannone che ha avuto il tetto quasi completamente scoperchiato e i prodotti all'interno rovinati dall'acqua, per un primo bilancio di oltre 500.000 euro. Sono 10 secondi di terrore, insomma, un quarto d'ora di terrore, però più che altro l'acqua che ti ha distrutto tutto, tutti i tessuti anche. Quindi adesso vabbè. Questo era il tetto, guardate. Questo era il tetto, qui era il tetto, parte del tetto. Adesso è il momento del pianto e poi vediamo, da buoni veneti ci facciamo sulle maniche. Nel centro commerciale tanta paura, intervento dei vigili del fuoco e della polizia, danni al tetto del bar interno e clienti che hanno trovato le auto gravemente danneggiate, come racconta il direttore Nichi Deda. Abbiamo sentito un boato, abbiamo visto pezzi di alberi, macchine distrutte. Dopo mi sono reso conto che era una tromba d'aria guardando verso sinistra, diciamo verso Stanghella, che si stava spostando verso di là e niente, tanta paura. E tutto in poco tempo, tra l'altro? Tutto sì, in 30 secondi sarà stato. Una roba mai vista. Tanta paura, sì, perché ero dentro in galleria perché faccio servizio di portierato, ho visto gente che entravano tutti da parte del bar. E dopodiché siamo usciti a vedere una cosa mai vista. Mai vista. Macchine, adesso voi non vedete niente qua, ma le macchine distrutte tutte. Addirittura una collega 3 giorni che ha la macchina nuova distrutta. Richieste di soccorso sono arrivate anche per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, danni d'acqua, principalmente colpita Rovigo e i comuni di Lendinara e Lusia. Squadre di vigili del fuoco di rinforzo sono arrivate anche dalle province limitrofe, coordinate con prefettura e protezione civile. Restiamo con Federico Fusetti, questo era il servizio di Fusetti, restiamo a Rovigo e sentiamo come ha commentato la sua prima giornata da sindaco con questa ondata di maltempo la nuova sindaca Valeria Cittadin. Eletta da poche ore, la sindaca di Rovigo si è trovata ad affrontare già una prima emergenza, la tromba d'aria che ha messo in ginocchio ampie zone della città. Numerosi sopralluoghi effettuati con i vigili del fuoco, incontrando i cittadini. Penso che sia un dovere di fronte a dei problemi essere presente, dopo è chiaro che questi non si possono arginare, però la solidarietà penso sia la prima cosa. Situazione difficile anche in centro storico, nel capoluogo polesano, dove molte strade sono rimaste allagate per buona parte della giornata.
I sottopassi di via Amendola e via Forlanini chiusi e piante e alberi sono caduti. In viale Regina Margherita, ad esempio, è stato sfondato il cofano di una macchina. Ci sarà un problema di pulizia sicuramente dei tombini da fare, come ecco, questa è mi chiedevano oggi qual è la priorità. Abbiamo guardato fuori dalla finestra e abbiamo capito qual è una delle priorità, è sicuramente questa. Penso che dopo il cielo non si può fermare, ma i tombini si possono sicuramente in qualche modo pulire. Dopo la proclamazione, che renderà ufficiale la sua carica, scatterà anche la possibile richiesta di calamità. Finché non c'è la proclamazione sono una prima cittadina fino ad un certo punto, però sicuramente sarà entro sera sentirò sicuramente il Presidente Zaia. Così, insomma, la prima giornata da sindaca per Valeria Cittadin. Maltempo ha colpito anche ad Asolo, alcune vie della zona sud del territorio di Asolo in particolare sono in parte finite sott'acqua nella tarda serata di ieri, l'ennesima tracimazione dei canali a seguito dell'ennesimo forte temporale. Tra queste via Cafalier, via della Sega, Cagiupponi, Cagiustiniani e via dei Molini. Anche qui l'amministrazione comunale ha allertato la popolazione chiedendo di prestare massima attenzione. Protezione civile comunale, settore lavori pubblici, carabinieri hanno monitorato la situazione, ovviamente grossi disagi anche ad Asolo per la viabilità e anche l'acqua che si è infiltrata anche nei parcheggi pubblici dove solitamente parcheggiano i tanti turisti che vanno a visitare questa splendida città. Adesso vediamo nuovamente cosa è successo nella notte a Castelfranco, poi cercheremo di collegarci subito con Christian Arboit e poi abbiamo altri collegamenti anche da Padova perché come sempre si sta monitorando la situazione del Musone dei Sassi e sentiremo in diretta Chiara Gaiani, ma vediamo cosa è successo questa notte a Castelfranco. Io non so dove sta andando tutta sta acqua, ragazzi. C'è qua che c'è praticamente 50 cm d'acqua. Impressionante. Se beh, Venezia sotto acqua, sta acqua qua non so dove che va perché l'unico punto che passa sta è la Venale, quindi boh, non va veramente. Qua stradina nostra c'è un piccolo fiume in piena che scorre Beh, davvero immagini impressionanti. Adesso si cercherà di capire se si è rotto qualche altro argine, che cosa effettivamente possa essere accaduto per determinare questa situazione. Andiamo adesso in diretta da Christian Arboit, da Castelfranco, con Alberto Pivetta. Christian, abbiamo visto delle immagini veramente sconcertanti. Diciamo
diciamocelo, è andata molto ma molto peggio rispetto alla volta scorsa, il 16 di maggio. Era il 16 di maggio quando Castelfranco Veneto finì per la prima volta sott'acqua, colpa soprattutto dell'Avenale, che è un torrente che si trova praticamente a 80 metri da qui. Adesso è ritornato nella norma, l'acqua è intorbidita ma appunto non fa più paura in questo momento, l'emergenza è finita, ma le ferite le vedi. Qui siamo in via Regina Margherita, non c'è un negozio che non sia finito sott'acqua, non c'è uno scantinato. Allora vedi, qui ci sono anche i pompieri che stanno per l'appunto pompando acqua da uno scantinato, però ci sta aspettando un amministratore di condominio dall'altra parte della strada e ti mostrerò delle immagini ancora più eloquenti, eclatanti per certi versi, che ti confermano quanto l'acqua sia stata violenta, quanto questa bomba d'acqua ieri sera abbia sconvolto veramente il cuore di Castelfranco Veneto. Questa è via Romanina, vedi una trincerata dietro a questi sacchi di sabbia che hanno tenuto quel poco che hanno tenuto, perché poi servono i dispositivi passivi di protezione, ma quando l'acqua è tanta servono a poco. Il dato ufficiale diramato dalla protezione civile anche comunale è di 100 mm di pioggia in un'ora. Tantissimo, è un dato veramente record, e l'Avenale sappiamo è un torrente che si riempie molto facilmente. Qui con me Andrea Querina, che è amministratore di questo condominio in via Romanina, in realtà lui è anche amministratore di quest'altro condominio finito sotto l'altra volta in maniera molto forte. Stavolta che cosa è successo, Querina? Questa volta, come l'altra volta, ma ancora più questa volta, le strade sono diventati letti di fiumi. Questo è il dato di fatto. Okay. Questo è il dato di fatto. L'acqua transita in piazza Castelfranco e le strade diventano il letto del fiume. Quindi questi condomini non sono progettati per trattenere l'acqua. Senta, lei Querin prima mi diceva, qui stavolta qualcuno ha sbagliato perché non è stato lanciato l'allarme in tempo utile. Noi abbiamo bisogno di un'ora e un quarto, un'ora e mezza per allertare le nostre aziende, quindi tutti quelli che vedete sono aziende di nostra fiducia, che anche di notte possono intervenire, ma abbiamo bisogno di un'ora. Allora, noi scendiamo sotto, se possiamo, Querin, direttore, poi ti richiederò magari la linea più volte nel corso di questa edizione, perché c'è davvero tanto da raccontare, c'è un'esasperazione reale, tangibile dei negozianti, baristi, gelatieri, panettieri, insomma abbiamo sentito tante persone. Allora, qui stiamo scendendo verso gli scantinati, verso i garage. Ecco, Querin, dov'è l'acqua ieri sera? Dove è arrivata? Il limite dell'acqua è questo, ok? Quindi è il livello dell'acqua che c'era in strada, quindi circa 30 centimetri oltre la soglia dei marciapiedi. Quindi insomma vi rendete conto di quanta acqua ieri sera è caduta? Sì, questa è la quota, e quindi queste autorimesse non erano gestibili con i sacchi, e perché l'acqua è entrata dalle bocche del lupo e le ha sfondate, e le ha divelte in maniera forte e importante. Qui è stata la grande fortuna che qui nessuno si è fatto male, mi preme sottolineare questo, perché se qualche condomino si faceva prendere dal momento di andare a ritirare l'auto e l'acqua mi entrava sfondando i vetri che trovate per terra, qualcuno si sarebbe fatto tanto male. Ecco, perché questa, direttore, secondo me è l'immagine più eclatante. La furia dell'acqua che ha mandato in frantumi i vetri. L'altra volta non era successo. Tra l'altro questa volta l'acqua dell'Avenale è andata oltre i 60 centimetri dall'argine. Il 16 maggio scorso eravamo sui 45-50, quindi molto ma molto di più. Queste macchine adesso sono penso non utilizzabili. Di sicuro questa, ci diceva Querin, che adesso appunto sta ricevendo una telefonata in emergenza. Quindi ci sono delle macchine, ci sono dei danni visibili. Ecco, cosa ci vuole mostrare Querin? Vediamo Alberto se possiamo
inquadrare anche questa devastazione. I vani dove ci sono le cantine sono stati totalmente allagati e divelte le porte che le contenevano, quindi anche i beni propri sono tutti usciti nelle autoremesse e sono tutti irrecuperabili. È impressionante la forza dell'acqua come è entrata. Non so se riusciamo a mostrare, Alberto, anche questa immagine. Qui parliamo di decine di migliaia di euro di danni. Sì, solo di infrastrutture condominiali abbiamo almeno 50.000 euro, più i beni propri dei singoli condomini. Appunto, perché poi ci sono i danni anche dei privati. Sì, anche perché le polizze assicurative non coprono i danni dovuti a forza di causa maggiore, quindi in questo caso come lo sono le esondazioni di fiumi, assolutamente. A questo punto voi siete preoccupati per il futuro anche immediato? La prossima settimana è previsto ancora maltempo, ma non capiamo più qual è il maltempo, perché mi dicono le persone qui del posto che mai siano capitati situazioni di questo tipo, quindi bisogna capire cosa sta succedendo all'Avenale, tanto che nell'arco di un mese e mezzo abbiamo 2 eventi straordinari di questo genere. Grazie Andrea Querin. Andrea Querin con questa ultima battuta ha sintetizzato lo spirito, diciamo l'interrogativo dei castellani. Che cosa sta succedendo sull'Avenale? Perché l'Avenale è esondato per ben 2 volte in un mese e mezzo e poi tra l'altro c'è stata anche un'allerta il 22 e il 23 di maggio, quindi una settimana dopo la prima ondata. Qui a Castelfranco Veneto, direttore, si continua ovviamente a operare senza sosta con Alberto Pivetta. Per il momento, ma solo per il momento, ti restituisco la linea e cambiamo location, andiamo dall'altra parte di Piazza Giorgione. Senta, voi state operando senza sosta anche stavolta, Sì. Uno scenario. Da ieri sera alle 10, tutta stanotte e adesso. È uno scenario veramente infernale quello di stamattina. Ieri era preso comunque, era acqua dappertutto, pare essere Venezia. Quindi, ma lei si è fatto un'idea? No. Operatore. Idee tante, qua siamo su una busa e di conseguenza l'acqua si arriva trovando qua. Grazie, davvero buon lavoro. Direttore, con Pivetta ti restituisco la linea, a fra poco. Grazie Cristian, grazie a te Alberto. Pivetta, ci vediamo più tardi, chiedici la linea quando lo riterrai opportuno. Intanto ieri abbiamo parlato di bacini di laminazione con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, perché c'è una polemica sulle grave di Ciano. I comuni del Montello non vogliono il bacino di laminazione, la regione insiste perché questa opera venga realizzata visti i risultati positivi ottenuti nel Vicentino, a Caldogno, là dove i bacini di laminazione hanno contenuto l'acqua evitando dei disastri. Pensate cosa potrebbe accadere se il Piave esondasse in maniera violenta dati i cambiamenti climatici. Risentiamo le parole dell'assessore Bottacin. Sentiamo. Come esonderebbe? Stiamo facendo dei lavori nel tratto terminale per incrementare la portata che è in grado di esitare il fiume, quindi passare dai 2.600-2.700 metri cubi ai 3.000, oltre i 3.000 è impossibile andare, quindi i 2.000 metri cubi a secondo di differenza in più è necessario trattenerli per alcune ore a monte, che individua la zona in cui realizzare il bacino di laminazione per trattenere appunto questa portata d'acqua per alcune ore ed evitare morti e distruzione. Di questo se ne occupa l'autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali, che è organismo emanazione ministeriale, e ha individuato la zona delle Grave di Ciano, non è stata individuata dalla regione. Dopodiché la regione è soggetto attuatore, il governo ci ha dato dei fondi per realizzare intanto la progettazione e tutto si è bloccato perché ci sono stati dei ricorsi da parte delle amministrazioni locali e i ricorsi sono stati persi recentemente e quindi adesso si parte finalmente con il progetto di questa opera. La cosa che mi lascia perplesso è che di fronte a rischio di morte e all'esposizione di centinaia di migliaia di persone ci sia questo accanimento contro la regione che, ripeto, non è l'ente che ha deciso dove realizzare l'opera,
ma è soggetto attuatore, e soprattutto con tutta una serie di falsità che ho letto sui giornali o ho avuto modo di ascoltare in questi anni. È stato detto che il progetto esisteva già, invece non è vero. È stato detto che c'erano colate di cemento con argini alti 9 metri di cemento armato, invece non è vero, anche perché, ripeto, il progetto non c'è ancora. Quindi lungi da me la volontà di distruggere il territorio, ma il dato effettivo è che i bacini di laminazione sono necessari, hanno dimostrato la loro efficacia nei territori in cui sono stati realizzati, e ne mancano ancora l'appello diversi, e quindi è necessario procedere in questa direzione. Ho sentito dire anche che, visto che le previsioni meteo oggi sono sempre più accurate, non è necessario realizzare opere perché si può eventualmente procedere con evacuazioni. Allora, premesso che l'evacuazione non garantisce la sicurezza dei beni immobili e mobili, l'evacuazione, basta studiarsi un po' di normativa o di storia della sicurezza, e si riscontra che un'evacuazione prevede la possibilità, anzi in alcuni casi c'è un dato statistico, la certezza che ci siano anche addirittura dei morti quando si fanno evacuazioni di quantitativi così rilevanti di persone in tempistiche ristrette. Quindi questo mi ha lasciato un po' perplesso, però ripeto, io non è che devo star qui a difendere una cosa rispetto all'altra. Il Ministero ci ha dato i fondi, noi abbiamo due possibilità: o spendiamo i fondi e avviamo la progettazione, oppure, qualora dovesse succedere qualcosa, ne risponderemo noi, esattamente come un sindaco, giusto per far capire, che prende i soldi per sistemare la scuola dal punto di vista sismico, non lo fa, viene la scossa sismica, muoiono i bambini e poi vanno giustamente a prendere il sindaco. Quindi vanno a prendere il sindaco, no? Quindi la necessità di intervenire subito, ribadisce l'assessore Bottacin. Adesso andiamo da Chiara Gaiani in diretta con Cristian Rocche Allende, perché c'è paura lungo gli argini del Muson dei Sassi e siamo nel Padovano. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo davanti al municipio di Campo San Piero perché è in attesa dei tecnici del Genio Civile con il sindaco di Campo San Piero, Katia Maccarrone. Il 17 maggio è un giorno che voi vorreste dimenticare, ma la paura è tanta e ogni volta che succede qualche cosa a Castelfranco ovviamente sale l'ansia, anche molti cittadini si sono rivolti a lei. Intanto tranquillizziamoli, per ora insomma i livelli stanno scendendo. Assolutamente, stanotte fino all'1, alle 2, alle 3 c'era stato un po' da controllare, però non parliamo assolutamente dei livelli del 17 maggio. Però dobbiamo dire che questi fenomeni atmosferici, questi temporali, questa intensità dei fenomeni ci ricorda ogni volta che siamo a rischio, cioè non è possibile che poche ore di maltempo, per quanto intenso, ci metta in crisi, ci metta in ansia. Ieri abbiamo visto cosa è successo in zona di Castelfranco, sono andati sotto, esprimiamo solidarietà anche a loro, è caduta tanta acqua e sappiamo che poi quella arriva giù con il Muson. Comunque al momento è tutto tranquillo, il livello è basso e poi se vuole posso spiegare il Genio Civile cosa sta realizzando sugli argini. Ecco, infatti, perché la mia domanda era: non si parla più di straordinarietà dei fenomeni ma di ordinarietà, quindi con il Genio Civile state mettendo a punto degli interventi, però forse non basta ancora. Il punto è proprio questo, non è più straordinarietà, quindi bisogna convivere, ma non si può convivere con l'alluvione, bisogna evitarla e prevenirla. Esiste già uno studio del Muson, esistono già le opere da realizzare e la questione è realizzarle. Allora, in questo momento il Genio sta completando i lavori che ha avviato all'indomani della rotta, e quindi è stata realizzata una diaframmatura, anzi sono state posate delle parancole per 70 metri, il resto di quell'argine in sinistra idraulica adesso è in fase di in quel tratto è in fase di realizzazione una banca che deve sorreggere, diremo, la base dell'argine.
A brevissimo partirà un'opera di diaframmatura invece della destra idraulica, per cui quel tratto che va tra la provinciale 44 e il ponte delle Bocche, dove si incrociano i due muson, viene messo in sicurezza. Il tema è che ci sono altri tratti su cui lavorare e torno sempre a parlare di quelle vasche di laminazione che sono quelle che possono fare la vera prevenzione. Ecco, allora davvero grazie al sindaco di Campo San Piero Katia Maccarrone. Direttore, non so se avevi altre domande, altrimenti con Cristian Roque Allende da Campo San Piero ti restituiamo la linea. Grazie molte Chiara, grazie molte a te, alla sindaca adesso e a Cristian Roque Allende. Adesso andiamo invece nel Vicentino, perché anche qui ci sono stati problemi, soprattutto allagamenti. Vediamo, sentiamo cosa ci dice Daniele Garbin. Siamo nel quartiere Casale, un'area proprio a ridosso dei ponti di Debba. Con le piogge che ci sono state ieri sera i cittadini sono allarmati perché questa è una zona che notoriamente va sempre sott'acqua. In questo momento non ci siamo stati, ecco, però sono arrabbiati. Con loro la dirigente di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro, che si fa portavoce insomma delle preoccupazioni. Qual è la situazione? Allora, la situazione è questa. Ad oggi, nonostante sia stata fatta un'assemblea a fine marzo, le istanze dei cittadini e tutte le problematiche non sono state ascoltate. Le problematiche sono diverse, ovvero si parla di sfalcio dell'erba, ovvero ogni volta che si taglia l'erba tagliata viene gettata nei fossi, quindi andando ad ostruire quello che è proprio il flusso dell'acqua anche durante le piogge. Abbiamo visto proprio qualcuno anche delle barriere proprio per impedire che chi le ha messe proprio venisse a ostruire le tubazioni. Esatto, in parole povere mettono delle barriere ma neanche sul fosso perché l'erba se entra nel tubo fa ostruzione e ancora peggio, quindi in parole povere i cittadini si fanno un fai da te per evitare il problema, non per evitare il problema in parole povere. L'autorità non è il consorzio di bonifica, è proprio il comune, in questo caso per la manutenzione. Voi avete fatto appunto richieste precise? Sì, abbiamo mandato le foto, tutto come ci era stato detto dal sindaco. Mandatemi le foto che sistemeremo appunto, perché è una zona, c'è comunque una fontana pubblica, così però nel giro di 3 mesi la situazione è sempre la stessa. Guardiamo le piogge con preoccupazione, anche perché ho mio fratello che sta nella parte bassa del paese. Ogni pioggia resti sveglio anche di notte, perché se hai bisogno ci sei e devi esserci. Ecco, qualche spiegazione, cioè vuol dire, questo era mai successo o è ultimamente che avete visto che manca la manutenzione? Diciamo che ultimamente non c'è più manutenzione, anche perché vanno bene i bacini, vanno bene tutto, ma quando hai il letto del fiume, che ci sono 4 metri di melma sotto, con i mezzi che già abbiamo al giorno d'oggi, una volta li pulivano con la pala di legno, adesso abbiamo quei pelicani che arrivano dappertutto e quello sarebbe una cosa buona anche per tirare via, diciamo, quelle isole che non servono a niente in mezzo al Bacchiglione. Questo è quello che hanno dichiarato i cittadini, che insomma sono allarmati. Ogni pioggia effettivamente come quella di ieri guardano con apprensione il tempo, le nuvole che arrivano. Ecco, qual è la richiesta precisa? Voi le richieste formali le avete già presentate? Sì, noi abbiamo già formalizzato tutto, adesso stiamo aspettando di essere anche ricevuti magari in comune e di essere realmente ascoltati per quanto riguarda soprattutto anche la viabilità, ovvero la richiesta da parte dei cittadini di creare una deviazione, un obbligo di svolta a destra in via dell'Opificio in modo da far defluire il traffico di Viale Riviera Berica. Quindi adesso attendiamo che qualcuno ci ricontatti, perché io ho già cercato più volte il contatto con il comune e con l'assessore Spiller, ma finora nessuno ci ha ancora chiamati ed ascoltati. E questa è la situazione. Grazie a Daniele Garbin e a Simone Squarcina. Adesso andiamo avanti con la cronaca nera, perché è in corso l'indagine sull'incendio e poi l'esplosione che hanno devastato un bar di Quinto di Treviso. Si sta seguendo la pista mafiosa, la pista del gesto doloso, perché sembra si sia trattato di un attentato. La titolare del bar era stata più volte minacciata. Sentiamo, vediamo. Un
boato che squarcia il silenzio, seguito da altre deflagrazioni. Poi le fiamme alte che distruggono ogni cosa, i vetri lanciati ovunque. Un frammento si conficca nel muro della casa vicina, è la devastazione. Il bar Dolce Caffè a Quinto distrutto. La titolare, Sara Puppato, lo aveva aperto da qualche mese e da quel giorno aveva ricevuto più di una minaccia, come questi cartelli trovati davanti a casa sua a Badoere, la disperazione della mamma Laura Francescato. Dico che non è giusto che tutto ricada sulle spalle di una brava ragazza onesta che vuole tirare su i suoi bimbi. Bisogna fare qualcosa per le persone disoneste, assassine, criminali, qualsiasi razza abbiano, devono restare dentro, rinchiusi e non devono più venire fuori. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di questo attentato incendiario. Secondo le testimonianze almeno 2 persone si sarebbero introdotte all'interno da questa finestra, poi avrebbero posizionato gli inneschi. Le fiamme hanno fatto il resto. Allucinante, Far West, ma... Che cosa sua figlia ha visto tutto? No, mio figlio ha sentito il botto. Ecco, basta. E ci dicono che erano dei ragazzi che sono scappati in macchina. Sono scappati in macchina, ma non so dirvi altro perché ho visto solo la macchina andare via. Ha visto fuggire quindi una macchina? Sì, una macchina blu che correva via e basta. Il figlio è stato colto da un leggero malore ed è ricorso alle cure del medico. Nessun ferito, ma tanta paura. Tanta paura, anche i miei figli e mia moglie, tutti per paura. Veramente molta paura. Avete visto qualcosa, qualche movimento strano? No, perché noi eravamo, io ero a letto e quando ho sentito il colpo ho guardato fuori, ho visto insomma il fuoco e il fumo. Fra i primi ad accorrere questo ragazzo. Praticamente ero uscito qua dal parco che avevo sentito un boato e ho visto il bar completamente in fiamme. Che cosa avete fatto? Io appena ho visto il bar in fiamme comunque ho avvisato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, più che altro ero preoccupato per i proprietari di sopra perché ho visto che le fiamme erano molto ampie. Per la titolare dietro ci sarebbe una sorta di racket dei bar, forse qualche gestore che avrebbe ordinato il blitz perché gli stava rubando i clienti. Ma lei non si arrende e dice: riaprirò il bar con un parcheggio ancora più grande. Servizio della nostra inviata Daniela Sizia e sentiamo altre voci del paese in cui è avvenuto questo fatto gravissimo. I cittadini hanno controllato i danni provocati dall'esplosione. In questa palazzina, oltre al bar, vive una ragazza. Il muro interno ha riportato delle crepe a causa della potenza della deflagrazione. È un crepo che ha tutto l'altezza là, che si è inclinato, che si è accorto mia figlia stamattina che ho portato a casa, perché dopo ieri sera è venuta a casa mia. Anche l'auto parcheggiata in questa casa è stata colpita dai vetri. Sul posto è arrivato il sindaco di Quinto, neoeletto Ivano Durigon. È un fatto davvero preoccupante. Sì, è un fatto che ci preoccupa, perché è il primo evento che succede in questo ultimo periodo qua a Quinto. Io sono da poco in carica, ma insomma conosco un po', sono di qui, quindi però non ho mai sentito una cosa del genere. Cominciare così un'avventura non è sicuramente un buon viatico, questo sì. Indagini serrate dei carabinieri per risalire gli autori di questo grave fatto. Dei ragazzi, oltre ad alcuni residenti, hanno visto fuggire un'auto a bordo, almeno 2 persone, forse i piromani. Presto potrebbe chiudersi il cerchio, ci sarebbero già dei sospetti, mentre alcuni testimoni avrebbero già parlato con gli investigatori. Intanto sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Il sindaco pensa di posizionare altre telecamere. Aumentare la telesorveglianza e anche implementare un po' il corpo della polizia urbana, questo sì. In mattinata sono tornati anche i vigili del fuoco per effettuare accertamenti sulla staticità dell'immobile. L'area rimane sotto sequestro. Dice Daniela Sizia, vediamo il Messaggero Veneto sulla vicenda che ha portato alla morte del giapponese Shinpei Tominaga. È deceduto ieri sera. Il Messaggero del Veneto ricostruisce questo episodio di violenza, vedete la rissa, il pugno e gli arresti. Cosa è successo a Udine sabato notte, ma a noi lo racconta nei dettagli il nostro collega Francesco Pezzella. Francesco, a te la linea.
Buongiorno direttore, qui siamo in via delle Pelliccerie, io mi sposto un attimo per farvi vedere dove tutto è iniziato. Lì in fondo dove vedete quell'insegna e poi c'è il bar con le sedie accatastate, lì è via Sarpi dove c'è stato il primo incontro dei 10 minuti di follia che, come tu hai potuto vedere, sono stati ricostruiti dal Messaggero e che anche noi abbiamo ricostruito. 10 minuti di follia che da via Sarpi hanno portato il gruppo qui, in particolare il primo ad arrivare qui davanti al locale buonissimo kebab è stato Petrov, Dmitrovskij Petrov, il ragazzo che era stato colpito per primo violentemente al volto ed era scappato tentando di rifugiarsi in questo locale per sfuggire al pestaggio che avrebbe sicuramente continuato a subire. Ieri sera alle 21:30 è arrivata la dichiarazione di morte cerebrale ufficiale da parte della commissione medica dell'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato già in gravissime condizioni Shinpei Tominaga dopo i fatti di quella tremenda notte, di quella tragica notte. Noi abbiamo riassunto tutto in un servizio che possiamo far partire, che riepiloga un po' i fatti e aggiorna anche su quelle che sono le conseguenze dal punto di vista penale e giudiziario per questi ragazzi che sono stati arrestati e che restano in carcere. Parlo dei 3 trevigiani. Vanta la notizia ufficiale che era nell'aria fin dai primissimi istanti dopo la tragedia di via delle Pelliccerie. Shinpei Tominaga, 56 anni, è stato dichiarato morto dopo il periodo di osservazione necessario per accertare l'assenza di attività cerebrale, in cui il cittadino giapponese, rimasto vittima delle conseguenze di una rissa, era dal ricovero in ospedale all'alba di sabato 22 giugno. Shinpei era intervenuto per calmare gli animi e invitare un gruppo di giovani trevigiani a desistere dal continuare il pestaggio di un cittadino ucraino iniziato fuori dal locale etnico Buonissimo Kebab. Era in quel locale che Tominaga e i suoi amici pensavano di chiudere la lunga serata trascorsa insieme consumando un panino, ed è lì che Oleksandr Petrov Vitailovic, 31 anni, aveva cercato protezione per sottrarsi alla furia dei giovani trevigiani. Samuele Battistella, 20 anni, lo ha colpito con un violento pugno in faccia, facendogli perdere l'equilibrio. Nella caduta Shinpei ha battuto il capo a terra procurandosi il gravissimo trauma cranico con fratture multiple. La rianimazione sul posto, la corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva, tutto inutile, il suo cervello era già stato irrimediabilmente compromesso. La dichiarazione di decesso è arrivata il giorno in cui il GIP di Udine Carlotta Silva ha convalidato gli arresti delle 5 persone coinvolte a vario titolo nella rissa. Per Samuele Battistella, Daniele Wedam, 20 anni, e Abdellah Jouma, 22 anni, tutti residenti nel Trevigiano, la conferma della custodia cautelare in carcere. Per Battistella il reato inizialmente contestato di lesioni gravissime, oltre a quello di rissa aggravata contestato a tutti, cambierà in omicidio preterintenzionale. Ancor prima della notizia ufficiale della morte di Tominaga, il giudice aveva già accolto le richieste del PM, disponendo la custodia cautelare in carcere. Diversa la posizione per gli altri 2 protagonisti della rissa, i 2 cittadini ucraini residenti a Pescara, anche loro arrestati, per i quali il PM Laura Collini aveva chiesto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. Anche per loro la convalida dell'arresto e poi la misura cautelare che è stata confermata. I 2 erano venuti in Friuli Venezia Giulia, ad Udine, per lavorare in fiera a Martignacco per conto di una ditta specializzata in opere in cartongesso. Ora le indagini proseguono per delineare esattamente la dinamica dei fatti fin dalla rissa lontano dal Buonissimo Kebab e attribuire a tutti il livello di responsabilità. La procura potrebbe disporre l'autopsia sul corpo di Tominaga per determinare con esattezza le cause della morte. Sì, è qui da via delle Pelliccerie. Se non avete altre domande è tutto. Posso solo aggiungere che si attende ufficialmente il cambio di reato per i quali vengono accusati i 3 ragazzi trevigiani, in particolare Samuele Battistella, da lesioni gravissime, rissa aggravata a omicidio preterintenzionale. E vi aggiungo un altro particolare: i ragazzi avevano prenotato un bed and breakfast, avevano alloggiato qui proprio in via Sarpi, dove tutto è iniziato quella maledetta notte tra venerdì e sabato alle 3:15 del mattino. Grazie molte al nostro collega della redazione di Udine, Francesco Pezzella. Grazie. Andiamo adesso a Marghera in diretta da Anna Maria Parisi, perché è in corso l'inchiesta per accertare le cause della morte di un operaio della Fincantieri, mobilitazione ovviamente di sindacati e lavoratori. A te Anna Maria, con Sandro Ponchio.
Sì, buongiorno direttore. Mobilitazione per tutta la giornata di oggi rispetto alle iniziali previste 2 ore di tutti i lavoratori della Fincantieri, dove ci troviamo in questo momento con le immagini di Sandro Ponchio, sostenuti dal sindacato con la CGIL Filctem per la morte di uno dei dipendenti di Fincantieri della ditta Islam Mia. Si chiamava così il dipendente morto ieri sera dopo un ricovero in ospedale per una caduta sopraggiunta nel corso dell'orario di lavoro. Aveva 34 anni, lascia i 2 figli e la moglie che si trovano in Bangladesh rispetto ai genitori che vivevano qui con lui. Con me ospite Davide Stoppa, appunto della Filctem CGIL Venezia. Una morte, si diceva, avvolta nel giallo, considerato che Islam è caduto da un trabattello da un'altezza di poco meno, circa 1 metro d'altezza, e nonostante il caschetto ha avuto un grave trauma cranico per il quale è sopraggiunta successivamente, a distanza di 24 ore, la morte. Sì, giustamente, insomma, oggi noi vogliamo capire, vogliamo che venga fatta chiarezza su quelli che sono stati gli eventi che hanno portato alla morte, perché inevitabilmente è abbastanza strano, insomma, no, l'evento, cioè cade un lavoratore e batte la testa da un'altezza minima, quindi lì evidentemente bisogna capire se c'è stato qualcosa che non è andato come doveva andare, quindi se le norme di sicurezza sono state rispettate, e poi se le norme di sicurezza sono state rispettate bisogna rivederle. Non è possibile che qui in Italia si tenda sempre ad andare verso il ribasso e mai cercare di pensare che potrebbe esserci il caso peggiore, perché la sicurezza ha un costo e quindi si tende sempre di più a evitare di avere questo costo da parte dell'azienda. Questo non è accettabile, devono essere messe le misure più restrittive possibili, quelle migliori possibili per tutelare i lavoratori. Quindi un trabattello che si ribalta con la persona sopra inevitabilmente vuol dire che c'è qualcosa che non va, anche se era a norma. Vuol dire che la norma non va bene e non è possibile che un lavoratore di 34 anni venga a lavorare e muoia in questo modo. Quindi bisogna assolutamente fare chiarezza su quello che è accaduto e bisogna dare sempre di più l'impressione, come Stato, che si è vicini a queste cose. Ormai quotidianamente abbiamo di fronte persone che muoiono nel mondo del lavoro e non è più gestibile una cosa del genere. Lo Stato deve investire, non disinvestire sulla sicurezza. Anche il fatto di spostare l'autonomia differenziata alle regioni certi compiti come quello della sicurezza è un problema perché lo Stato deve invece mettere soldi sulla sicurezza, deve mettere soldi sugli ispettori che devono fare i controlli all'interno dei posti di lavoro, così come è successo oggi in Fincantieri, succede in molte altre parti dove si rischia la morte dei lavoratori perché magari non ci sono tutti i mezzi o tutte le protezioni, o magari ci sono anche ma sono inadeguate. Quindi inevitabilmente noi su questo dobbiamo investire. Come sindacato siamo pronti ad andare avanti su questa battaglia, perché è una battaglia che stiamo prendendo anche in mano a livello nazionale, ad esempio con la raccolta firme che stiamo facendo sui 4 referendum che vogliamo proporre, dove vogliamo fare in modo che ci sia una responsabilità maggiore negli appalti da parte della ditta che appalta, perché oggi non è più così come lo era una volta invece, e quindi la ditta che appalta deve controllare le centinaia di aziende che ci sono sotto. In un'azienda come Fincantieri ci sono veramente centinaia di aziende, piccolissime, piccole, medie e grandi come Site, che è un'azienda anche che tutto sommato, voglio dire, è un'azienda seria e strutturata a livello italiano. E quindi è inevitabile che ci sia qualcuno che li controlla, e chi meglio di un'azienda che dovrebbe essere statale, insomma, comunque a capitale statale come Fincantieri. E su questo noi abbiamo chiesto appunto la raccolta firme per fare un referendum e crediamo che sia importantissimo che questo punto vada avanti, perché con questo si tenta di salvare le vite dei lavoratori, riuscendo a controllare, riuscendo a mettere in moto dei meccanismi virtuosi. Non si deve continuare a pensare che è un costo. La salute e la sicurezza non è un costo, è un valore, è un principio che deve essere sostenuto e portato avanti. Ringraziamo Davide Stoppa della Filctem CGIL Venezia, e in attesa dei chiarimenti in merito alla morte del dipendente di Fincantieri tramite la Site, Islam Mia, 34 anni, la linea torna allo studio. Grazie molto Anna Maria.
Parisi. Ovviamente noi rispettiamo sempre le opinioni di tutti, ma sull'autonomia differenziata io direi che proprio l'autonomia differenziata garantirebbe sul versante della sicurezza un maggiore controllo, ispezioni più scrupolose, una prevenzione fatta meglio di quanto non possa fare lo Stato centrale. Proprio l'esempio di una delle materie in cui il Veneto potrebbe fare molto, molto di più. Vediamo la morte improvvisa di Vera Slepoi. È stato aperto dalla Procura di Padova un fascicolo dopo un esposto presentato dalla famiglia della psicologa, psicoterapeuta e scrittrice. Si sta indagando per omicidio colposo. L'autopsia sarà eseguita oggi. Ci sono dei punti oscuri sulla morte di Vera Slepoi, la psicologa e psicoterapeuta padovana scomparsa improvvisamente nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorso nella sua casa di Padova. L'esame è stato chiesto dalla Procura Euganea a seguito di un esposto presentato dalla famiglia di Vera Slepoi. Si indaga per omicidio colposo. I dubbi sono legati a una morte che ha lasciato tutti senza parole, a partire dalle persone che più volevano bene a Vera Slepoi. 70 anni, la psicologa godeva di ottima salute, si era sottoposto a un piccolo intervento chirurgico nelle settimane precedenti la sua scomparsa. Da qui la richiesta di capire cosa possa essere accaduto. L'indagine è aperta, nessun nome risulta iscritto nel registro degli indagati. L'apertura dell'inchiesta rende ancora incerta la data dei funerali che per volontà della famiglia dovrebbero essere celebrati nella Basilica del Santo, probabilmente la prossima settimana. Servizio di Chiara Gaiani, che è stata l'ultima giornalista a intervistare Vera Slepoi proprio pochi giorni prima della morte. Intanto è stata aperta un'indagine sulla tragedia della bambina di 3 anni di una famiglia camerunense che era precipitata, era caduta in un canale di scolo mentre i suoi parenti si occupavano di un picnic. Ovviamente è stata aperta un'indagine e indagato il padre della piccola vittima. Il papà della piccola di 3 anni, morta nella canaletta di scolo domenica scorsa a Ponte San Nicolò, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo nell'inchiesta aperta dal pubblico ministero padovano Francesco Lazzeri. Un atto dovuto, quello del PM. Il padre, 39enne ingegnere informatico, era andato con la figlia al ritrovo della comunità camerunense nella zona industriale di Ponte San Nicolò, in località Roncaiette, mentre la madre era rimasta a casa con la bimba più piccola. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri, quella tragica domenica gli adulti stavano giocando a calcio, mentre i bimbi erano tra di loro. Un momento di svago che si ripete ogni domenica quando la comunità si ritrova organizzando picnic e giochi per passare qualche ora in spensieratezza. Poi però la tragedia, la bambina si allontana, vede la canaletta e ci cade dentro. Ora sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Resta per la famiglia un dolore immenso a cui si aggiunge l'indagine per omicidio colposo. Allora torniamo a Castelfranco Veneto, dove la venale ha fatto molti danni, strade allagate, sembravano fiumi questa notte. Torniamo in diretta da Cristian Arboit e Alberto Pivetta. A te Cristian. Sì, direttore, siamo in via Regina Cornaro, fra poco raggiungeremo il sindaco che ci sta aspettando. Qui con noi una signora che abita proprio a ridosso della venale, in questa casa. Certo. Che momenti ha vissuto ieri sera? Di difficoltà, nel senso che non sapevamo più come arginare, anche perché abbiamo tante aperture, quindi i sotterranei sono colmi d'acqua e adesso ci siamo dati a fare, grazie anche agli aiuti di amici, per cercare di pulire tutto quello che c'è. Questo è il viottolo, diciamo, che costeggia la venale, casa sua, è un po' distante. Sì. E cosa deve buttare? Cioè, tutto, praticamente tutto, perché sotto avevo una taverna con divani, magazzino, garage, di tutto e di più, quindi tanta roba.
Infatti avrò penso una settimana di smaltimento cose, oltre alla melma che si trova all'interno. Dove è arrivata l'acqua? Ce lo puoi indicare? L'acqua è arrivata a questa altezza qua e quindi dopo l'abbiamo mandata tutta quanta in piazza. Quindi inevitabilmente è entrata nelle case. Certo, specialmente nei piani sotto. Grazie signora, grazie davvero. Allora, e questo è il protagonista, chiamiamolo così, della nottata qui a Castelfranco, direttore. Ecco la Venale che adesso beffardamente, no? Perché dopo tutto quello che è successo è rientrato nei ranghi, quindi scorre in maniera non impetuosa, le acque sono torbide, però per l'appunto niente di emergenziale. Fra poco tra l'altro risaliremo alla Venale e andremo in direzione Bella Venezia, dove ci sono stati pesanti allagamenti anche lì. Il sindaco Marcon, Stefano Marcon, presidente della provincia, insomma sta operando senza soluzione di continuità da ieri sera alle 9. Lei sindaco si trovava a un evento di beneficenza, una serata di gala, quando ho capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Beh sì, ha cominciato la prima bomba d'acqua e gli effetti si vedevano anche lì presso l'evento e quindi abbiamo deciso di metterci in moto assieme al dirigente che è venuto a prendermi. Abbiamo visto la situazione che stava precipitando, nel senso che la Venale in poco più di mezz'ora ha tracimato, è andato ben oltre 60 centimetri dal livello di soglia. Abbiamo cominciato ad avvisare le persone qui, a fare qualche telefonata e ad attivare il COC, a coordinarci con i volontari di protezione civile. Non è stato semplice. Abbiamo avuto tanti supporti, ricordo il capitano Malaspina dei Carabinieri, ricordo la polizia locale, tutti i volontari che si sono attivati sostanzialmente per sensibilizzare la difesa passiva e molti avevano ancora i sacchi a casa e questo ha aiutato a limitare i danni, anche se questo evento dei 3 che sono successi a Castelfranco Veneto credo sia il peggiore. Senta, sindaco, andiamo dritti al nodo della questione. Lei sa benissimo che c'è un malessere un po' generalizzato soprattutto qui in centro, tanti residenti, tanti negozianti che dicono non siamo stati preallertati, non siamo stati preavvisati, ci avessero detto qualcosa mezz'ora prima magari sarebbe andata diversamente. Lei che cosa risponde a queste critiche che sono abbastanza forti oggigiorno? Beh, rispondo che sono oggettive, c'è da dire che non c'era una sorta di preallarme, non c'era nulla e secondo me la comunicazione ha funzionato un po' in modo migliore. Devo dire che dal primo evento ad oggi qualche approfondimento l'abbiamo fatto sui sistemi di comunicazione per raggiungere più cittadini possibile e c'è l'unico a livello nazionale, l'IT Alert, che ti consente di mandare un messaggio indipendentemente che tu sia registrato o meno in un qualche sistema. Gli altri presuppongono avere un'app scaricata, ti scarichi un'app e l'amministrazione comunica direttamente, ma a questo punto il suggerimento che do è quello di iscriversi al canale Telegram del comune di Castelfranco Veneto, dove abbiamo fatto comunicazione ieri sera assieme a quella che siamo riusciti a fare porta a porta e qualche riscontro positivo sul porta a porta c'è stato. Quindi ecco, diciamo l'IT Alert lasciamolo per il momento da parte, anche perché non credo sia possibile da parte dei comuni a livello governativo, oppure ce n'è comunque uno che presuppone lo scaricarsi un'app gratuita, tutto quel che si vuole, ma a quel punto l'app c'è già, che si scarichino l'app si iscrivano al canale Telegram del comune. Ecco, questo è un appello forte e chiaro. Senta, ma secondo lei c'è stato un problema a monte, cioè doveva esserci un bollettino della regione, della protezione civile, o è stato davvero un evento straordinario? Sicuramente un evento straordinario, attendiamo la certezza dei dati, ma da una prima ricognizione il temporale, chiamiamolo così, si è concentrato su Castelfranco Veneto, ha colpito in parte San Zenone degli Ezzelini, Asolo, Riese, Montebelluna, sempre piogge copiose, ma non come a Castelfranco. Se andate a vedere i radar che ci sono, vedete che la zona rossa è Castelfranco Veneto ed è stata prolungata fino a mezzanotte. Insomma. Non era prevedibile. Non era prevedibile, no, le previsioni non ci dicevano questo. Allora, sindaco, grazie davvero, buon lavoro a Stefano Marcon, ti lascio con queste immagini con Alberto Pivetta, adesso ci spostiamo in direzione Bella Venezia. A te la linea, direttore. Grazie molte Cristian, grazie a te Alberto Pivetta. Noi andiamo
in pubblicità con Renato Cappoia e Mattia Pizzaia oggi in regia. State con noi perché tra poco avremo qui in studio Roberto Marcato della Lega. Tra poco, state con noi. Allora parliamo nuovamente di politica dopo i ballottaggi, dopo il voto dell'8 e del 9 giugno. Per la Lega ci sono state vittorie importanti come quella di Nicola Finco a Bassano del Grappa, e invece situazione molto diversa a Vittorio Veneto, dove proprio in seguito a una spaccatura all'interno del centrodestra ha vinto Mirella Bagliana del Partito Democratico. Saluto e ringrazio l'assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, Roberto Marcato. Grazie direttore, buongiorno. Allora, assessore, luci e ombre abbiamo titolato, eccolo qua, dopo i ballottaggi, cosa sta succedendo? Beh, effettivamente luci ed ombre ci sono state, l'abbiamo visto allora, intanto il voto delle europee è stato una sconfitta, perché non possiamo usare toni trionfalistici per un risultato che vede la Lega indietreggiare di 2 punti percentuali rispetto alle ultime politiche di 2 anni fa, dove per noi era stato un bagno di sangue. Quindi insomma, parlare di risultato buono assolutamente no. Alle europee, nonostante l'innesto di Vannacci, che intanto non si sente più, non so che fine abbia fatto, ma insomma, nonostante l'innesto di Vannacci, che ha fatto obiettivamente un buon numero di preferenze, la Lega indietreggia 2 punti percentuali. Quindi questo è un dato. Al contempo Fratelli d'Italia fa per la seconda volta consecutiva il miglior risultato d'Italia, quindi insomma per un partito come il nostro, che era egemone fino a 24 ore fa, una riflessione violenta andrebbe fatta, ma ormai sono anni che lo dico, questo non interessa a nessuno evidentemente. Nel territorio siamo andati meglio laddove abbiamo rappresentanti leghisti di livello e laddove la politica si è riappropriata del proprio ruolo. Dove abbiamo abdicato, di fatto abbiamo perso. E quindi insomma, anche qui non è che possiamo, perché Vittorio Veneto è un comune importante, in una provincia importante per la Lega, ha un valore simbolico, è del tutto evidente, così come altri comuni. Anche qui forse c'è da fare un'analisi che va oltre i partiti, perché non lo so quanto piaccia intanto che vengano mandati a casa i sindaci anzitempo. Non so quanto piaccia la riedizione di ex sindaci, perché il fatto che vada a votare il 40% degli elettori, questo è già un campione selezionato, cioè è gente che ha già una propria idea, una propria consapevolezza politica e forse ha bisogno anche di novità, ha bisogno di prospettive di crescita, ha bisogno di altre parole d'ordine. Resta il fatto che i partiti, le segreterie dei partiti devono riappropriarsi del proprio ruolo, cioè a Monselice non è possibile avere la sindaca uscente della Lega, quindi uscente, no al 13° mandato, uscente della Lega, quindi scontato, cioè, sarebbe stato 3 anni fa scontato, no, oggi non è più così, e dall'altra parte ho il candidato sindaco che non è un militante di Forza Italia, è il segretario provinciale. Evidentemente qui la politica si è disciolta come neve al sole, quindi i partiti devono riappropriarsi di un proprio ruolo. E la sindaca uscente, la Bedin, tra l'altro ha vinto. Ha vinto. Allora le faccio ascoltare cosa ha detto ieri sera Focus Gian Antonio D'Arè dopo il risultato del ballottaggio a Vittorio Veneto. Le cose siano andate così perché a un certo punto voglio ricordare che la proposta che era sul tavolo era di Gianluca Posocco, che è stato per 5 anni il vice sindaco della città governata dalla Lega, voluta dalla sezione, voluta dal sottoscritto, e questa era la figura che noi avevamo pensato 5 anni fa, quando la candidatura di Antonio Miatto era stata molto chiara, aveva detto subito: io farò solo un mandato. Quindi questo era l'uomo giusto
Questo era l'uomo che aveva già fatto 5 anni in opposizione, 5 anni da vice sindaco ed era sul piatto della Lega. Cos'è che ha cambiato tutto? Che a un certo punto non andava più bene perché forse era troppo legato alla figura di Tony Darè. Ma Tony Darè fa il consigliere comunale, Tony Darè crede nelle persone e se ti faccio una promessa io la mantengo fino alla fine. Devo morire? Muoio, ma la promessa rimane quella. Purtroppo in un momento di politica locale e nazionale dove si dice una cosa e se ne fa un'altra, purtroppo succedono queste cose. Allora, a un certo punto, ricordo che il commissario elettorale a Vittorio Veneto si chiama Alberto Stefani. Allora, ha citato Alberto Stefani. Sì, che Antonio Darè mantenga le promesse fino alla morte, mi dispiace, non è esattamente così. Giusto per fare un esempio, a me per 4 anni ha chiesto, supplicato di candidarmi alla segreteria regionale del partito e a 3 ore dalla candidatura, senza nemmeno dirmelo, ha sostenuto che ci fosse un candidato nettamente più affascinante e attrattore di voti di me, Manzato, e poi è stato un bagno di sangue immenso. Quindi sul fatto che Tony Darè mantenga la parola fino alla morte, no, nel senso che lo ha dimostrato con i fatti. Anche qui il dato politico è che laddove noi ci spacchiamo, questi sono i risultati. Io l'ho detto anche in tempi non sospetti, io non avrei espulso Tony Darè prima delle europee e prima del voto amministrativo, avrei prima messo in sicurezza il comune e poi avrei affrontato la questione Darè, perché l'offesa a Salvini c'è ed è indubitabile, ma non avrei fatto quella mossa azzardata prima delle elezioni. Il risultato è questo: ha perso Tony, sì, ma ha perso la Lega, ha perso tutti, abbiamo perso tutti, tranne chi ha vinto, che però non è il centrodestra, quindi insomma anche qua una riflessione andrebbe fatta. Ecco, senta Assessore, ieri sera sondaggio a Ring su Antenna 3, se i telespettatori ritenevano che dovesse continuare la Lega a presiedere la Regione del Veneto, risultato 84% favorevoli a questa. È un campione di oltre 3.000 telefonate, 3.000 messaggi, per questo è un campione abbastanza rilevante. Ma io la prima volta l'ho detto qui nella sua trasmissione, direttore. Io capisco che legittimamente i Fratelli d'Italia chiedano la presidenza della regione, ma la presidenza di una regione come il Veneto tanto non è la presidenza di qualsiasi altra regione. Qui ci sono dinamiche particolari. Questa è una terra leghista. Che poi sia una terra leghista delusa per i tempi dell'autonomia, arrabbiata perché non sono state fatte le riforme, arrabbiata perché abbiamo anche noi collaborato e votato il reddito di cittadinanza, che in una terra di partita IVA viene visto come il limone negli occhi. Ecco, cioè, tutto vero, ma la matrice culturale di questa regione è leghista. Ed è il motivo per cui io, da subito, prescindendo dal valore elettorale che va rispettato, io ho sempre sostenuto che la guida della Regione Veneto debba continuare ad essere leghista. Quello che mi è dispiaciuto è che di fronte a questa mia presa di posizione i dirigenti miei del partito, anziché dire sì, se è vero, che dicono sono decisioni che vengono prese a Roma, facendo 2 errori madornali. Uno, non assecondando un mio ragionamento che andava verso il partito. E insomma, mi vorrei dire che un dirigente di partito dovrebbe tirare per casa. Secondo, spostare per un partito autonomista, territoriale, sindacato di territorio, spostare la decisione a Roma, che è una bestemmia in casa leghista questa, è una bestemmia. L'ho sentito dire ancora qui, l'ha detto anche Bitonci poco tempo fa a Ring, che la decisione spetta a Roma. Io la trovo una bestemmia. Ci hanno già provato con la Sardegna, altra terra autonomista, a imporre da Roma un candidato e abbiamo straperso. Cioè, voglio dire, così funziona il mondo. Non lo so, io ho sta colpa di
guardare le cose, non è che ho il potere di vaticinare, ma insomma basta guardarle le cose per capire dove vanno. Se serve essere dei geni. E questi sono i risultati però. Ecco, Assessore, certo dopo l'intervento di ieri sera a difesa dell'autonomia di Giorgia Meloni, no? Un intervento lunghissimo in risposta a Elly Schlein che ha detto avete perso nei 6 capoluoghi dove ci sono stati i ballottaggi perché le grandi città, le regioni non vogliono l'autonomia e questa è la risposta, diciamo, di queste città, di queste comunità. La Meloni ha subito replicato, ha fatto una difesa a spada tratta dell'autonomia, un intervento che è stato letto come ipotecare la presidenza della Regione del Veneto a Fratelli d'Italia, no? Può essere, però c'è un passaggio, io l'ho guardato tutto con l'intervento della Presidente Meloni, c'è un passaggio che mi ha fatto rabbrividire, che secondo me vale tanto quanto tutto il resto del discorso, quando lei dice che per avere le deleghe serviranno anni. E questo in politichese può significare anche aspettiamo all'infinito. Ecco. Io non vorrei che fosse un messaggio ai naviganti quello, perché se lo è, lei sarà costretto a tirare fuori il contatore dei giorni, a rimettere la bandiera e sarebbe una sconfitta per tutti. Cioè, a me quel passaggio là mi ha lasciato molto, molto, molto perplesso, perché è vero che abbiamo una norma che finalmente dice autonomia, però i veneti ti dicono, bene, e da domani per me cosa cambia? E quindi vogliono vedere le deleghe in mano al Presidente della Regione Veneto. Se questo si tradurrà in attese infinite o prima una delega ai pericoti, dopo la prossima sarà fra 4 anni, poi vedremo, poi forse facciamo marcia indietro, e allora non siamo capiti, allora è giusto che la Lega vada allo 0, niente per cento. A me quel passaggio là ci vorranno anni, mi ha lasciato veramente basito, sì, e preoccupato. Allora, vediamo le conseguenze anche del voto di Scorzè. È stato espulso dalla Lega il consigliere regionale Gabriele Micheletto, accusato di non aver sostenuto il candidato della Lega, cioè Giovanni Battista Messiner, che poi ha vinto al ballottaggio. Ha detto Micheletto, sono critico da molto tempo nei confronti di quello che un tempo era un movimento di popolo e che ora è ridotto a un club per amici, degli amici che ad ogni occasione espelle, caccia, libera spazio. Ovviamente la mia espulsione era ampiamente prevista ed attesa, niente di sconvolgente. Così ha detto tra l'altro appunto Micheletto in un suo post. Allora, intanto mi faccia salutare e dire che la Lega senza Micheletto è una Lega a cui manca qualcosa, perché Micheletto è un leghista, lo è da 1000 anni, è anche un uomo di comunicazione, è un uomo di territorio, è un uomo di battaglia, insomma la Lega ha perso un pezzo importante, primo dato. Secondo dato, queste espulsioni non sono la cura, ma sono i sintomi, perché dobbiamo anche ricordare perché Micheletto arriva a fare questo. Anche lì abbiamo una sindaca uscente al primo mandato. La sezione della Lega, nella sua stragrande maggioranza, fanno un incontro di sezione col direttivo e dicono per noi va bene la sindaca che abbiamo deciso 5 anni fa e quindi noi andiamo sulla sindaca. Questa è la volontà della sezione. La segreteria provinciale, con accordi politici, decide invece di andare su Messiner perché a detta loro era un sindaco migliore. Morale della favola, andiamo al ballottaggio e il Scorzè è di fatto spaccato in due, 47 a 53, cioè Messiner con tutto il centrodestra, più le civiche, più il mondo, più questo, fa il 53, la Nais uscente fa il 47 da sola. Mi viene da dire che la sindaca uscente con il centrodestra compatto avrebbe vinto con l'80%, perché poi i calcoli questi sono. Allora, di fronte a questo possiamo dire che la reazione di Micheletto è una reazione fatta per conto proprio, è una reazione fatta per portare a casa un risultato personale, per un tornaconto personale? No, è una reazione fatta per amore del territorio, per amore del partito.
Per cui io capisco che lo statuto prevede, d'altronde è così e lo si sa ed è giusto, uno che corre contro la compagine ufficiale del partito viene automaticamente espulso, però sarebbe stato opportuno, vista la sua militanza, io fossi stato al federale, avrei convocato il consigliere, avrei cercato di capire perché si era arrivati a questo, avrei dato una sanzione sicuramente, l'avrei sospeso per 6 mesi, per 1 anno, cercando però di capire allo stesso tempo, recuperando un rapporto. Cioè, voglio dire, non è che Micheletto è sostituibile, perché lui è anche Aracheso Stufo, è l'uomo delle magliette, è l'uomo della simpatia, è l'uomo di Pontida, è l'uomo che arrivava là col camper e era sprese per tutti, e l'usastemio tra l'altro. Ti andavi al camper de cose, hai una sagra con lui che non beveva. Cioè, sì, insomma, il partito poi ha fatto anche queste cose qua, non è, so che piace a tanti i calcoli, le strategie, ma dopo che va a tirare su i voti, questa gente qua non le fai negli uffici a Roma, non raccogli niente a Roma, a Roma te raccogli Peagra, il consenso lo raccogli in strada. Questi sono uomini di strada, attenzione, insomma, capisco la logica del partito perché è un dato di fatto previsto dallo statuto, però perdiamo un pezzo. Allora, vediamo a Bassano del Grappa, il trionfo di Nicola Finco, anche qui al primo turno, spaccatura all'interno del centrodestra, tra Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana da una parte, Fratelli d'Italia e la lista civica di Elena Pavani dall'altra, poi invece al ballottaggio un apparentamento, insomma si sono riuniti nel centrodestra e il vicepresidente del Consiglio regionale, che si dimetterà tra pochi giorni dal Consiglio regionale, ha vinto su Roberto Campagnolo. Vediamo l'insediamento di Finco. Inizia così la nuova vita da sindaco di Bassano del Grappa per Nicola Finco. Sono da poco passate le 10, il magistrato e i presidenti dei seggi avevano appena ratificato l'esito del ballottaggio, quando Nicola Finco con la sua famiglia entra in municipio per prendere possesso di quella che almeno per 5 anni sarà la sua nuova casa. Stamattina come ci si è svegliata da First Lady, da moglie del primo cittadino? Come tutte le altre mattine, dai. È sempre mio first man. Sorrisi e qualche occhiaia perché la prima notte da primo cittadino è stata di festa e non di riposo. È stata una notte un po' particolare perché insomma sono scaricate tutte le tensioni di mesi e mesi di campagna elettorale, quindi è normale insomma così, insomma, però insomma da oggi mi riprendo e si riparte alla grande. Spazio dunque alla proclamazione ufficiale. Benissimo, da questo momento il nuovo sindaco Nicola Finco entra in carica. Grazie. Dopo la proclamazione segue la seconda fase del rituale, e cioè la presa di possesso dell'ufficio che fino all'altro giorno è stato di Elena Pavan. Nicola Finco, emozioni per questo ingresso in quella che sarà un po' la sua casa, il suo ufficio, dove lavorerà per i prossimi 5 anni, dove immagino incontrerà i cittadini, porte sempre aperte. Ma certamente, insomma, fa parte anche del mio stile di fare politica, insomma, quindi porte aperte, dialogo con tutti, ovviamente ognuno ha le proprie problematiche, le proprie difficoltà, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere improvvisamente tutti i problemi che una comunità può avere, però sicuramente da parte nostra ci sarà il massimo impegno. Dopo ho sempre parlato di metodo di lavoro, quindi insomma avremo modo di dialogare e confrontarci con tutti, però su tante tematiche amministrative poi bisogna avere anche il coraggio di decidere e di scegliere. E poi, a conclusione della mattinata, la prima conferenza stampa nella quale Finco ha ringraziato la sua squadra e i cittadini, ribadendo di essere il sindaco di tutti e di mettere al centro di tutto il dialogo, i quartieri, la gente di Bassano e del territorio con cui Bassano dialogherà. Infine, in attesa di quella foto che Finco metterà per prima cosa sulla scrivania, ecco il ritratto di famiglia. Di una famiglia. L'altra è un po' più numerosa e conta oltre 40.000 bassanesi che da oggi saranno rappresentati dal 16° sindaco della storia di Bassano, il 6° da quando il sindaco viene eletto dai cittadini, anche solo con un voto in più.
Servizio di Alex Giuliano, gli dicevo a Nicola Finco durante un collegamento che ha rischiato l'osso del collo, perché se avesse perso questa corsa a sindaco, diciamo che la sua carriera politica probabilmente sarebbe finita. Quindi insomma lasciare la vicepresidenza del Consiglio regionale per una sfida molto complicata è stato un po' un azzardo. No? Cosa ne pensa, Assessore? Sì, no, tra l'altro non era scontato, anche perché tutti dicevano che c'erano questi sondaggi che lo davano per terzo, per quarto, per settimo, per ventesimo. E poi la dimostrazione, sì, insomma, i sondaggi non so poi quanto veri fossero o fossero messi là ad arte. Però anche questa è la dimostrazione quando c'è un sindaco che riesce a interpretare il territorio, vinci anche se all'inizio la coalizione non c'è, che è quello che è successo anche con la Bedia Monselice, cioè là a un certo punto il territorio decide che a prescindere dalle persone con cui sei, dai partiti con cui sei, io voto il candidato, e questa è la dimostrazione anche per Nicola, insomma, che è persona intelligente. Tra l'altro, seppur giovane, però è un uomo di grande esperienza amministrativa. Mi è piaciuta molto la risposta della moglie spontanea, che è il mio first man, come sempre, bella. Però ho notato che quando li aveva in braccio la mamma, i puttani taseva. Messi in braccio, cioè, cosa sia un disastro. Assessore, allora vediamo un altro caso, un'altra polemica scoppiata a Ring, Alberto Villanova, di cui si ventilava addirittura l'espulsione perché non avrebbe sufficientemente sostenuto il candidato della sua città, Pieve di Soligo, che si è scontrato. Vediamo che cosa è successo in questa registrazione. C'è stato un accordo tra il responsabile, quello che doveva essere il responsabile elettorale di Fratelli d'Italia, Tommaso Razzolini, mio collega in Consiglio regionale, e alcuni esponenti della Lega, dove è stato deciso che io non dovevo partecipare alle elezioni comunali del mio comune, dove dovevo starne fuori, non dovevo mettere becco all'interno di quelle che erano le elezioni. Non sono stato invitato a nessun incontro elettorale e mi è stato chiesto da parte del segretario, dopo queste riunioni, il segretario della mia sezione, di starne fuori. Quello che Alberto Villanova si toglie in diretta Ring non è un sassolino dalla scarpa, assomiglia di più a un macigno, con accuse pesanti e precise destinate a creare ulteriori dissesti nella Lega della Marca. A urne chiuse il capogruppo del Carroccio in regione torna sulle polemiche seguite al primo turno del voto e agli scontri interni, le voci che lo volevano nelle liste di proscrizione della segreteria provinciale, tra quelli che non hanno sostenuto i candidati scelti dagli accordi di coalizione. Dimitri Coin ha sempre ribadito che il suo nome non c'è mai stato tra gli esponenti sotto accusa, ma Villanova attacca frontalmente sia la Lega che Fratelli d'Italia sul caso che più gli sta a cuore, la sua Pieve di Soligo, dove il centrodestra si è accordato per la candidatura di Alexa Spina in quota con i meloniani, sconfitta poi da Stefano Soldan. Questa è la prima volta che parlo dopo le elezioni, perché mi ero riproposto di non parlarne fino ai ballottaggi. Sono stato messo in croce sui giornali dove sembrava ci fosse una richiesta di espulsione nei miei confronti perché non avevo sostenuto il candidato appunto di Fratelli d'Italia nel mio comune. Non ho voluto parlare per non creare tensioni all'interno del partito, visto che c'erano delle elezioni importanti, però non mi va neanche bene passare come capro espiatorio, perché in queste settimane sono passato per capro espiatorio, a me è stato chiesto di non correre, la mia segretaria provinciale era perfettamente informata dei fatti, è stato avvallato quello che è stata questa decisione e quindi sono rimasto fuori. Dal K3 si preferisce non commentare, lasciando le questioni interne fuori dai riflettori. Per Tommaso Razzolini invece, chiamato in causa per i meloniani, si tratta di pure invenzioni. Ero al tavolo come esponente di Fratelli d'Italia, spiega, e ho più volte chiesto se Villanova sarebbe stato della partita. La sezione locale della Lega ha fatto sapere che si sarebbero arrangiati. Villanova, conclude Razzolini, non deve accusare noi, ma tutt'al più chiedere conto al suo stesso partito. Esattamente quello che in diretta dice Roberta Garbuio, responsabile organizzativa di Fratelli d'Italia nella Marca, che aggiunge benzina sul fuoco. Noi abbiamo sempre avuto rispetto degli alleati, tanto è vero che noi in nessuna tornata elettorale abbiamo spaccato noi con gli alleati, ma abbiamo sempre avuto massimo rispetto, cosa che secondo me non può dirsi al contrario. Quello che è successo nel mio comune è stata una grandissima mancanza di rispetto nei miei confronti. Ma si rende conto di che cosa sta facendo? Lei se la prende con un suo alleato, ok?
quando le decisioni della segreteria provinciale non dipendono ma io posso ragionare anche con la mia testa, non ho bisogno di ragionare tramite segretari provinciali o tramite... Io posso dire che la scelta che avete preso che avete portato avanti nel mio comune è stata una scelta che vi ha portato a perdere anche in maniera abbastanza netta, e è stata una grande mancanza di rispetto. Io l'ho vissuta così. La guerra insomma è tutt'altro che chiusa e forse questa volta Villanova finirà sul serio nelle liste di proscrizione. Dobbiamo dare pubblicità perché incombe la pubblicità, ma state con noi perché poi sentiamo l'opinione di Roberto Marcato a tra poco. Abbiamo ancora pochi minuti, ma sufficienti per sentire l'opinione di Roberto Marcato sulla la vicenda che ha riguardato anche Alberto Villanova, no? Intanto io tendo a credere ad Alberto Villanova perché lo conosco da una vita, è una persona proprio verticale, non si discute su questo. Se dice questo io gli credo, e se è vero è inaudito, cioè che una sezione pretenda che non partecipi alla campagna elettorale lo speaker, uno dei più votati tra l'altro della regione, lo speaker della regione Veneto, uomo anche di grande intelligenza e grande visibilità, non partecipi alla campagna elettorale. Questa è una follia assoluta, aggravata poi dalla sconfitta sonora, perché ti dici, almeno avessero stravinto, dici, hai visto caro Alberto, tenendoti fuori abbiamo vinto con il 90%, cioè, va bene, torto collo, noi abbiamo perso. E poi lasciare lo speaker settimane sulla graticola dei giornali e dei TG come prossimo a un'espulsione perché avrebbe fatto chissà quali cose, in realtà volute dagli altri, quindi anche incolpevole, anche questo è da profondi irresponsabili. Insomma, più di qualche meccanismo non ha funzionato anche nel trevigiano, insomma. E questo è un esempio plastico del fatto che bisogna registrare, lo dico da fondatore del partito e quindi da garante anche della storia dei valori del partito, va un po' registrata la cosa. Professore, abbiamo proprio 2 minuti prima della sigla di chiusura. 2025 sembra vicinissimo, ma c'è ancora tanto tempo. Si dice da una parte uniti si vince, e in effetti di solito è così all'interno delle coalizioni. 2025, secondo lei c'è la possibilità di trovare un candidato comune, una quadra, o è più probabile che la Lega vada da una parte e Fratelli d'Italia? Se il candidato è della Lega, sì. Se Forza Italia o Fratelli d'Italia dovessero porre il veto, a quel punto là io ho questo sogno, questa visione, questa speranza, che è questo tridente d'attacco fatto da lista Lega, lista Zaia con capolista Zaia, lista amministratori con capolista un sindaco o una sindaca importanti, ovviamente tutte e tre a matrice autonomista, un bel candidato o una bella candidata alla presidenza. Non ce n'è per nessuno, cioè io credo che facciano la fila per venire ad ascoltare il nostro comizio, non ce n'è per nessuno. È un mio sogno, d'altronde la politica è fatta anche di favole, no? Di favole, cioè anche questo aspetto di sogno, quindi è un sogno, ma insomma non è detto che sia, a volte si realizzano, a volte si realizzano. Grazie Botte. Grazie a lei davvero. Assessore, a presto, buona giornata. A presto, grazie a Renato Cappoi in regia con Mattia Pizzaia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. State sulla nostra rete che è Rete Veneta. Buona giornata.